Allora, diciamo che non pensavamo oggi di fare la partita perché non eravamo al completo, mancavano parecchi giocatori importanti. Poi la partita si è messa bene, grazie magari a uno stato di forma mio positivo, ho trovato 3 gol al primo tempo. Poi naturalmente ecco, eravamo riadattati, quindi era dura oggi contro una squadra che comunque gioca molto bene a pallone e ha elementi molto bravi, molto buoni. Però alla fine comunque siamo riusciti a riprenderla all'ultimo minuto grazie anche magari a molta tenacia, ci abbiamo creduto fino all'ultimo e questo insomma. Io infatti non mi spiegavo la posizione della Lazio fino ad oggi perché l'abbiamo incontrata la prima giornata di andata, erano comunque una buona squadra, una buonissima squadra, infatti pensavo che si piazzassero tranquillamente tra i primi posti. Poi non so sinceramente, non ho visto le altre partite e non me lo spiego nemmeno io perché è una delle squadre migliori che abbiamo incontrato. E siamo calati anche noi perché speravamo di stare più in alto in classifica, però ecco io anche non me lo spiego perché secondo me tecnicamente ma anche atleticamente stanno molto molto bene. Complimenti anche alla sincerità di Emiliano Palermi e in bocca al lupo.